Benvenuti al Colosario a Piazzetta. Colosario a Piazzetta, come sapete, lo facciamo, viene fatto a Piazzetta, in un bellissimo, forse il più antico borgo di Fermo, sicuramente il più antico. Questa sicuramente è la chiesa più antica di Fermo, quindi siamo contenti di farlo proprio qui, perché c'è una filosofia, insomma, in qualche maniera che ci spinge, la filosofia di costruire delle comunità umane, comunità identitarie. Allora, i personaggi di questa che non è un talk show, io vorrei dire che questa è una chiacchierata che serve a entrare nello specifico, perché noi oggi parleremo delle denominazioni comuni, che possono essere un fatto estremamente significativo. Io non mi addentro perché poi ci sono gli esperti per questo, intanto vi presento. Paolo Massobrio, che facciamogli un applauso. Paolo Massobrio, giornalista, scrittore, fondatore, presidente del Premio del Padiglione. In questo momento se ne stanno occupando un po' tutti, dal Corriere della Sera, da ieri dal giornale, poi c'era Libero, qui scrive sulla Stampa, su Avvenire, insomma. C'è l'agenda adesso che poi presenteremo tra 40 minuti, i numerosi libri che lui ha scritto, quindi insomma una celebrità. Accanto l'assessore regionale Pedrini, lo ringraziamo di essere con noi. Poi abbiamo chiamato alcuni sindaci, il sindaco di Montegiorgio Armando Benedetti e il sindaco di Labruna Paolo Cremona. Doveva essere con noi anche il sindaco per rappresentante di Falernone, ma non sappiamo. Perché li abbiamo chiamati? Li abbiamo chiamati perché sull'Edeco loro hanno fatto qualcosa, quindi ci racconteranno, hanno fatto o stanno per fare qualcosa, quindi ci racconteranno della loro esperienza. Poi abbiamo Fabio Molinari, che è un esperto dell'Edeco, è venuto insieme a Paolo, anche lui buongiorno, grazie di essere venuto. Cristina Cassetta della forneria Totò, perché anche lei, da Santa Picammare, con questa forneria veramente d'eccellenza, ha in mente di fare delle cose buone, perché noi facciamo le cose buone. Tra l'altro dietro vedete dei dolci che noi ieri abbiamo assapurato di avere veramente eccezionali. Va bene. Io, Paolo, se tu mi consenti, aprirei in una maniera abbastanza strana, perché da qualche tempo noi ci siamo, vale più tardi, davvero più tardi. Perché da qualche tempo io mi sono fissato su un concetto, il concetto della Big Society, sì, la ripresa della società civile. Allora io vi leggo e dopo però mi sono accorto che non era una fissazione mia, perché poi giornalisti molto più importanti ne hanno scritto. Domenica scorsa addirittura il suo effettivo dava 2 pagine a questa cosa. Allora io vorrei leggervi qualcosa che poi in qualche maniera c'entra con le denominazioni comunali, con l'Edeco. Dice Elio Silva, solo il privatore, c'ho le prove, scrive: la Big Society è stata proposta dal premier britannico David Cameron, ma è nata in Italia. E non qualche anno fa, ma già nel basso medioevo, quando istituzioni ecclesiastiche, corporazioni d'arte e mestieri, confraternite e misericordie operavano insieme per assistere i bisognosi e fare credito, curare i malati, realizzare opere d'arte che sono poi diventate patrimonio dell'umanità. C'entra con l'Edeco. C'entra perché se poi andiamo a leggere il presidente della Fondazione Roma, Emanuele, lui scrive: la Big Society o terzo pilastro significa dare spazio alle comunità locali, alle associazioni, alle fondazioni, ai movimenti di varia natura, alle identità. Buongiorno al sindaco Amato, buongiorno, c'è un posto per ha fatto Mercuri Camoresco, ha fatto l'ingresso trionfale. Allora, perché c'entra? Perché io credo che le denominazioni comunali siano l'identità di un territorio, identificano un territorio. E che cosa oggi vuole il cliente, vuole il fruitore, vuole la gente? Un'identità, una riscoperta dell'identità. E noi facciamo Colosario a Piazzetta in un luogo identitario, in una comunità dove ha visto corporazioni di artigiani, dove ha visto confraternite, dove è suonata la campana domenica scorsa, in un concerto bellissimo, dove si ricostruisce una comunità umana. Allora, la prima domanda che io faccio a Paolo Massobrio: Paolo, c'entra questo con l'Edeco? Credo si c'entra, è centrato il punto.
Questa faccenda